destination unknown, known, 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 known. Ciao a tutti pederoli, eccoci qua con la campagna di Fall of the Samurai con il clan Choshu. Allora, volevo un attimo prima fare mente locale di dove eravamo, di come eravamo messi insomma. Allora, io praticamente mi ritrovo alleato con i Matsuyama, che se non sbaglio si dovrebbero trovare... Dove cavolo erano? Questa isolotta qua, questa zona qua. E poi sono invece alleato con una cosa molto importante con i Satsuma, che sono praticamente quel clan, cioè il clan che ha preso il controllo quasi di tutta questa penisola qua. Quindi io sono molto ben parato anche con gli altri clan, essendo comunque diciamo dalla parte dell'imperatore, ho un buonissimo rapporto, quindi adesso comunque ci sarà un pochettino di turni di sviluppo economico, per cui siamo messi abbastanza bene pederoli. Questo video qui non era per andare avanti con la campagna, ma più che altro volevo porvi un sondaggio. Volevo sapere voi cosa fareste, visto che comunque nel proseguimento della conquista verso sempre nella terra comunque principale del Giappone, andrei contro comunque dei clan imperiali e bene o male gente con cui c'è un buonissimo rapporto. Volevo sapere se secondo voi è meglio andare contro con gli imperiali e proseguire nella terraferma, o se no sbarcare qui nell'isolotto dove io praticamente dove c'è questo clan, queste due province di questo clan chiamato, uno sono i Tosa e l'altro Yiyo, ma comunque sono i Marugame, scusate. No, sono tutti due Marugame. Tosa è il nome della provincia, scusate. Quindi il clan Marugame, che sarebbero i rombi qua, i quadrati, che sono comunque dalla parte dello shogunato, che quindi comunque sta diventando ostile. Volevo sapere se per voi era meglio, quindi ricapitolando, andare verso la terraferma, quindi andando contro anche comunque i clan che sono dalla parte dell'imperatore come me e che sono amichevoli con me, oppure sbarcare qui nell'isolotto e conquistarmi l'isolotto. Avete tutte le vacanze, praticamente le ferie di agosto per pensarci, sarà un sondaggio attivo e quando avrò abbastanza voti per decidere, dopo porrò un termine, dirò dopo quella data lì non si potrà più votare, ma quando ritornerò dalle ferie. Adesso comunque pederoli tranquilli, farò un bel video dove spiegherò un pochettino l'andaradandi del mio canale fino ad arrivare a settembre, così almeno sapete tutto per tutto quello che ho intenzione di fare insomma. Per cui niente, questo video della campagna ha lo scopo solamente di sondaggio per sapere cosa volete, visto che è una campagna interattiva, per sapere di cosa, cioè come volete che io proceda, o se avete altri consigli comunque datemeli. Cioè, se qualcuno vuole che vada a prendere anche gli isolotti lì che sono dalla parte del shogunato, che sono rossi, penso che siano dalla parte del shogunato, eccetera eccetera eccetera, ditemi voi come è meglio secondo voi che io proceda, tenendo conto che comunque un po' di turni li spenderò per fare un po' di sviluppo insomma, per tirare su un po' di fortezze, di città, per andare su un po' economicamente e farmi comunque un esercito un pochettino più solido. Per cui niente, votate e commentate.